buonasera, le principali notizie. A Campobello di Mazara nel Trapanese il 17enne tunisino cammina con le cuffie vicino ai binari e viene travolto dal treno. Lo strazio del fratello che dice era qui per imparare l'italiano, indaga la procura di Marsala. Crolla un muro a Palermo, un carabiniere rimane ferito sotto le macerie, la rabbia dei residenti che dicono abbiamo denunciato più volte lo stato di abbandono. A Siracusa un'insegnante è stata aggredita dalla madre di una bambina della scuola elementare di Pachino, la docente medicata con una prognosi di 5 giorni. A Niscemi il sottosegretario al lavoro Durigon per un sopralluogo si è impegnato ad accelerare l'iter della cassa integrazione per chi ha perso il lavoro. Sale intanto la preoccupazione di 20 professionisti da un mese fuori dal loro studio nella zona rossa che adesso temono di perdere i clienti. A Messina, aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, avviato l'iter per uno scalo nella valle del Mela, presentata la documentazione del progetto di investimenti privati. A Catania, in stato di abbandono il parco Oracio Majorana, intitolato ad uno dei caduti di Nassiria. Altra sfida interna per il Catania domani col Giuliano, prima dei 2 scontri diretti con Salernitana e Benevento. Il Palermo in Serie B al Barbera vince 3-0 contro il Sud Tirolo, in Serie C il Trapani batte la Cavese 2-0. Buonasera, a Campobello di Mazara, siamo nel Trapanese, si indaga sulla morte del ragazzo tunisino di 17 anni travolto dal treno nella contrada di San Nicola mentre camminava vicino ai binari con le cuffie. Il fratello, arrivato da Milano, racconta che Youssef era in Sicilia perché voleva imparare l'italiano, ma sentiamo Laura Spanò. Youssef Salah, il 17enne tunisino che ha perso la vita investito da un treno in contrada San Nicola a Campobello di Mazara, voleva imparare l'italiano, ecco perché era venuto a trovare il padre in Sicilia e da 2 giorni aveva iniziato le lezioni in un istituto di Castelvetrano. A dirlo è il fratello maggiore, Mohamed, di 24 anni che vive a Milano, arrivato a Campobello di Mazara venerdì sera dopo la tragedia. In paese vive il papà Adel, mentre la mamma con le altre 4 figlie vivono nella provincia di Madia in Tunisia. Secondo il racconto dello zio Lofti, il ragazzino venerdì mattina non sarebbe dovuto andare in campagna. Youssef era stato invitato a non muoversi da casa e invece lui è andato ad aiutare un agricoltore di Campobello per raccogliere i rami di ulivo a terra dopo la potatura. Le indagini vengono seguite dalla Polfer che dovrà accertare come mai il giovane si trovasse sui binari al passaggio del treno lontano alcuni metri dall'uliveto. Secondo i parenti in quel momento Youssef indossava le cuffie per ascoltare musica, particolare questo che non ha trovato conferme negli ambienti giudiziari. A Campobello la comunità tunisina ha ricordato il 17enne durante la preghiera per il Ramadan. Giovedì Youssef aveva partecipato al rito d'inizio nella moschea. Il corpo del ragazzino si trova all'obitorio del cimitero di Mazara, rientrerà nei prossimi giorni nel suo paese d'origine grazie alla collaborazione del consolato della Tunisia a Palermo. A Palermo crolla un muro, un carabiniere rimane ferito sotto le macerie e i residenti appunto dicono abbiamo denunciato più volte lo stato di abbandono. Sentiamo Orazio Longo. Un uomo a terra che rimane incastrato tra 2 autovetture parcheggiate e un muro che gli è appena crollato addosso. Immagini che fanno paura, quelle che arrivano da via Nairobi a Palermo nei pressi di Corso Calatafimi. La via presenta diverse criticità, a rimanere ferito è un carabiniere. Il muro collassando lo ha preso in pieno danneggiando anche diverse autovetture. C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle macerie e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Intervenute anche 3 squadre della Protezione Civile per svolgere attività di supporto alla messa in sicurezza dell'area. Il crollo ha abbattuto 2 pali dell'illuminazione aggravando i rischi serali, denunciano i residenti tramite il consigliere Dentici della 4ª circoscrizione. Abbiamo più volte sollecitato gli enti competenti, questo ennesimo fatto ci fa capire che non si può più aspettare oltre. Vicinanza alla persona ferita è stata espressa dall'amministrazione comunale. I nostri uffici stanno seguendo l'evolversi della situazione per garantire ogni necessario supporto sotto il profilo della sicurezza, ha detto l'assessore alla protezione civile di Palermo Alongi, sottolineando però che il muro crollato non è di pertinenza comunale.
Andiamo a Pachino, nel Siracusano, dove una maestra è stata aggredita dalla mamma di un'alunna di seconda elementare. L'episodio di violenza è avvenuto nel corridoio del comprensivo Vitaliano Brancati. Francesco Loi. La violenza entra persino a scuola. L'ultimo caso arriva dal comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino, nel Siracusano. È venerdì mattina, quando in una seconda elementare la maestra è disturbata da un'alunna mentre sta spiegando la lezione. Così decide di chiamare la madre, che è arrivata sul posto anziché rimproverare la figlia. Avrebbe prima discusso con l'insegnante, per poi passare alle mani. Forse uno spintone, e per la maestra la giornata lavorativa è finita con qualche trauma dal medico, che le ha dato 5 giorni di prognosi. Intanto sui social, ma anche nelle strade di Pachino, corre la solidarietà per l'insegnante. Un episodio che il sindaco Gambuzza ha definito inaccettabile. Il sottosegretario al lavoro Durigon stamattina a Niscemi, per un sopralluogo, si è impegnato ad accelerare l'iter della cassa integrazione per i lavoratori che hanno perso appunto l'impiego. Intanto 20 professionisti sono bloccati fuori dai loro studi da un mese, non possono lavorare e temono adesso di perdere i clienti. Ascoltiamoli nel servizio di GR Italia. Dal ciglio della zona rossa, a pochi metri dai loro studi oggi inaccessibili, 23 professionisti di Niscemi raccontano un mese di attesa, di incertezze e di lavoro fermo. Dietro queste transenne non ci sono solo abitazioni evacuate, ma anche uffici, archivi, documenti, storie professionali costruite in anni, spesso tramandate di padre in figlio. Da oltre 30 giorni commercialisti, avvocati e altri professionisti non possono entrare nei propri studi. Un blocco che pesa non solo economicamente, ma anche sul piano organizzativo e umano. Senza accesso ai fascicoli, rispettare le scadenze diventa un'impresa, e intanto i termini fiscali e burocratici continuano a correre. Per molti il problema è anche trovare in tempi rapidi una nuova sede. Se la zona resterà interdetta, serviranno uffici alternativi per continuare a ricevere i clienti e garantire i servizi. Ma c'è un'altra paura che serpeggia, quella di perdere definitivamente la propria clientela. Senza un luogo fisico e con contatti difficili, il rischio è che le persone si rivolgano altrove. Noi abbiamo bisogno di un qualcosa che ci consenta di riprendere l'attività anche al più presto, ma allo stesso tempo, non avendo struttura pubblica dove poter installare temporaneamente gli studi, ci troviamo a svolgere l'attività in maniera molto precaria, col computer portatile, con una possibilità di ricevere dei clienti o perdere totalmente il cliente perché si rivolgerà ad altri studi. Una richiesta chiara alle istituzioni, misure specifiche diverse da quelle previste per le attività commerciali, capaci di tenere conto delle peculiarità del lavoro professionale. Sarebbe giusto diversificare la posizione dei professionisti rispetto a quelle che sono le altre realtà, che sono quelle economico-commerciali, che sono artigianali o altro. Stiamo subendo un altro tipo di danno che è diverso da quello della mancata emissione dello scontrino minuto per minuto. Oggi i 23 professionisti hanno pranzato insieme al Palazzetto dello Sport, trasformato in centro di accoglienza per gli sfollati, un gesto simbolico per ribadire che dietro le transenne ci sono vite, lavoro e dignità da tutelare. L'altra emergenza legata ai danni per il passaggio del ciclone Harry è la stagione estiva che è appesa a un filo, dicono appunto i titolari degli stabilimenti balneari siciliani distrutti o danneggiati dal ciclone. E intanto oggi il presidente Schifani annuncia l'obiettivo di assicurare la fruibilità della costa ionica entro l'estate. Sentiamo Francesco Triolo. Da un lato i ristori, 1 miliardo dal governo per Sicilia, Calabria e Sardegna, intanto 40 milioni dalla regione, dall'altro l'incubo e il pericolo di dover abbandonare tutto tra un anno. Dopo Harry un altro ciclone rischia di abbattersi sugli stabilimenti balneari, e quello della Bolkestein, la direttiva europea che rimetterà in gioco tutte le concessioni, un aspetto che preoccupa non poco le associazioni di categoria. Il sindacato richiama però l'attenzione su criticità delle concessioni in scadenza, che ostacola investimenti e programmazione. Chiede quindi una rimodulazione dei periodi concessori per garantire stabilità alle imprese e tutelare l'intero sistema turistico. Sull'argomento è intervenuto anche il presidente Renato Schifani, che ha spiegato quali sono i passi della regione. Stiamo inoltrando all'Unione Europea, alla Commissione Europea, una richiesta di accesso al Fondo di solidarietà europeo e accanto a questa richiesta stiamo accompagnando anche, ne ho parlato al ministro Tajani, una richiesta di deroga per la Bolkestein. Stiamo facendo un pacchetto complessivo perché molti imprenditori balneari mi chiedono giustamente: noi realizziamo, poi fra un anno cosa succede? Quindi
Chi ha subito danni dal maltempo del mese scorso infatti potrà ricostruire per salvare la stagione 2026, per la quale è stata prevista anche l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali, ma non sa ancora cosa accadrà in futuro e quindi se l'investimento potrà essere recuperato. Basti pensare che solo sulla costa ionica i lidi totalmente distrutti sono una quarantina, quelli danneggiati pesantemente una ventina. A Messina è stato avviato l'iter per un aeroporto nella Valle del Mela. Dello scalo per voli anche a lungo raggio e logistica si parla ormai da anni, ma stavolta è una società privata a depositare la documentazione tecnica. Francesco Triolo. Si torna a parlare della possibile realizzazione di un nuovo aeroporto nel Messinese, nell'area della Valle del Mela. La società Shara Holding, attraverso l'amministratore delegato Fabio Bertolotti, ha depositato infatti la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'avvio dell'iter istruttorio. Il progetto, denominato in via provvisoria Aeroporto Intercontinentale del Mediterraneo Giovanni Paolo II, dovrebbe sorgere in un'area compresa tra i comuni di Barcellona, Pozzo di Gotto, Merì e Milazzo. Secondo la società proponente, il deposito degli atti rappresenta un passaggio decisivo verso la valutazione ministeriale da cui dipenderà l'eventuale via libera definitivo. L'infrastruttura è pensata non solo per il traffico passeggeri, anche a lungo raggio, ma anche come piattaforma logistica per le merci nel cuore del Mediterraneo, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti del sud Italia, in particolare della fascia tirrenica messinese. Tra i dati illustrati dalla società, anche una stima sull'impatto occupazionale tra 80.000 e 120.000 posti di lavoro considerando indotto, diretto e indiretto. Il progetto prevede la creazione di un complesso che oltre ai collegamenti navale, aereo, ferroviario e autostradale abbia un outlet da 210 negozi, un centro congressi ed un hotel a 5 stelle con 400 camere. Breve pausa e poi a Catania per andare a vedere lo stato di abbandono in cui versa il parco intitolato a Orazio Majorana. A Catania in abbandono il parco Orazio Majorana intitolato ad uno dei caduti di Nassiria. Rimane una sola porta del campetto, mentre l'area per il gioco delle bocce somiglia più ad un orto. Sentiamo Tonino De Mana. Vedersi intitolato un campetto di questo, un bellissimo parco tra l'altro, i familiari non penso siano contenti di ciò. Saranno certamente delusi i familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria e da cui nel gennaio 2016 a Cibali era stato intitolato il parco che vedete. Non usa giri di parole Cristiana Arena, vicepresidente del 4° municipio di Catania. In questa foto il momento dell'inaugurazione, con l'allora sindaco Enzo Bianco affiancato da tanti bambini e dai familiari di Majorana. A distanza di 10 anni ecco quel che resta del parco e dell'adiacente campetto, un tempo in erba sintetica. Senza una porta, con l'altra porta addirittura la troviamo che è in pericolo, e vedere che oggi alcuni bambini del quartiere vengono a giocare, per noi amministratori, ma anche per il semplice cittadino che passa e vede suo figlio giocare in questo campo, è un rischio serio. Ogni tiro ed il pallone va fuori perché le protezioni non ci sono da tempo, e che dire del campo di bocce che somiglia ad un piccolo orto. Un campo di patate secondo me più che il campo di bocce, non è mai stato usato per campo di bocce, però vederlo in questa situazione è ancora più, viene anche un po' di ironia vederlo in questo stato. Completano il quadro pali arrugginiti e tranciati pericolosi per i passanti e quel che resta di una fontana, davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. Restiamo a Catania, parliamo di viabilità. Il Comune ha predisposto un piano di interventi per evitare ingorghi e rallentamenti negli orari mattutini tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province. Da lunedì il semaforo all'incrocio tra i due assi viari verrà sincronizzato con quello posizionato in via D'Annunzio in direzione Piazza Verga, permettendo al traffico di entrata e di defluire senza intersezione e rendendo più sicuro il tragitto. La zona sarà anche presidiata dalla Polizia Municipale. Galileo Galilei raccontato attraverso un monologo di Beppe Allocca, L'amor che non muove il sole. È di scena oggi e domani al Centro Zoo Cultura Contemporanea di Catania. Sentiamo Orazio Longo.
Ci sono voluti 360 anni. Alla fine la Chiesa ha Ci sono voluti 360 anni, alla fine la Chiesa ha riconosciuto che Galileo Galilei aveva ragione. Inizia così con un giovanissimo Alessandro Cecchi Paone proiettato sullo schermo alla conduzione dell'allora TG2 Notte lo spettacolo L'amor che non muove il sole, monologo di e con Beppe Allocca. Un viaggio nel tempo che parte dal 1992, dove per il fantasioso giornalista Giampaolo Iorio la notizia più importante è che la città di Prato è diventata provincia. Ah, non era questa la notizia importante del 92? No. E chi? Galilei? No, ma io non... No, scienza, chiesa, no, io non so niente. Sa chi forse? Lucrezia Chiari? Lei sa tutto. Ok, mando su servizio. Sì, no, ok, va bene. Bene, gentili telespettatori, scusate, ma a quanto pare non era questa la notizia importante del 1992, è un'altra, di cui io francamente non so niente, per cui adesso vi mando il servizio di Lucrezia Chiari che vi spiegherà tutto per benino. E comunque, che Prato è diventata provincia, secondo me, era una gran bella notizia! Presentato dal palco off al Centro Zooculture Contemporanee di Catania, L'amor che non muove il sole, menzione speciale al Milano Off Fringe Festival, riporta sul palcoscenico la figura di Galileo Galilei in una drammaturgia che intreccia storie, personaggi e suggestioni, raccogliendo tra questi anche un dialogo impossibile tra Galilei e Dante Alighieri, ispirandosi a molteplici fonti. Questo qui è il sole, dirai, no, bicchiere di latte, lo so, però immaginazione, non siamo scienziati noi. Allora, immaginazione. Allora, Andrino, lo vedi? Quello lì è il sole, va bene? Allora, Andrino, mettiti qua, mi raccomando. Andrino, concentrati. Dov'è adesso il sole rispetto a te? A destra. Bravo, Andrino! E se io... Breve pausa e poi lo sport, il calcio. Vincono Palermo e Trapani e domani invece giocherà il Catania in casa contro il Giuliano. Eccoci al calcio, altra vittoria per il Palermo che al Barbera ha sconfitto 3-0 il Sud Tirol, a segno poi Giampaolo su rigore, poi le due ronne e infine Ceccaroni. 3 punti che permettono ai siciliani di accorciare verso il Frosinone e continua a vincere invece il Venezia, primo in classifica. In Serie C, dopo 4 sconfitte, il Trapani torna al successo, battuta la Cavese 2-0. E intanto sempre in Serie C la sfida interna per il Catania, dopo il successo con il Trapani, la squadra di Toscano vuole ripetersi con il Giuliano prima dei 2 scontri diretti con Salernitana e Benevento. Sentiamo Marco Carli. Serve insistere, il campionato deve vivere ancora le tappe importanti, ma per presentarsi al meglio, al duplice sconto diretto in trasferta con Salernitana e Benevento, i rossazzurri inseguono i 3 punti con il Giuliano, terzultimo in classifica. I campani hanno conquistato 7 punti nelle ultime 4 e con Di Napoli in panchina sembrano aver trovato equilibrio. Il Catania in casa è una macchina, 12 vittorie, soli 2 pareggi, nessun gol subito, differenza reti più 30. Insomma, il trend va alimentato e sfruttato. Questa parola fiducia è fondamentale. Giocare con fiducia, il piacere di giocare come hanno fatto il mercoledì e in tante altre partite. Quello deve essere la nostra forza. Un gruppo che chi parte dall'inizio, chi subentra, soprattutto in queste partite avvicinate, diventa determinante. Toscano ha tanti uomini a disposizione in difesa, è tornato utilizzabile Allegretto e ha alternative in attacco, meno a centrocampo dove non recupera Di Tacchio, non viene rischiato Caturano. Noi l'errore più grande che abbiamo commesso quest'anno è quando abbiamo pensato più lontano della partita che arrivava. Abbiamo già vinto, siamo i più forti, quello è l'errore più grosso che abbiamo e non si commette più. Si pensa al Giuliano e basta. Catania Giuliano sarà raccontata da Telecolor con diretta stadio, appuntamento mezz'ora prima del via, poi più di 3 ore live fino alle interviste in anteprima. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buon fine settimana.